Yo, haha. Originale DJ Tibet 1-2, prova microfono. Yo, 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 yo. MC in freestyle, MC in freestyle. Ehi, 1-2, yo. Vorrei che tutto fosse come la prima decade, quando qua ti do un po' di metriche autentiche, mentre la scena a malapena riesce a spararsi un po' di pop sano, un'indovena da un po' di tempo fa. Com'è che va fra? Qua la gente ha fame come uno nel Biafra, di cose che non vengono dal catrame. La fa che c'ha sale, non c'è più il sole, c'è una cappa di merda tale che vuole inclinare il messaggio tipo Furious 5, questo è solamente freestyle. E mi sa che la gente di cui parlo, che mi ascolta adesso, dove cazzo era? Se confondono la old school con la golden era. Porto pace, amore, unità, abilità, intrattenimento, arte del divertimento. Fatti da parte se non hai una cultura che ti fa da paravento. La gente non comprende, mi pare che un MC vuol dire non chiacchierare né fare il figo su un strumentale, ma rappresentare la gente che non ha la stessa abilità nel comunicare. Va bene così, ho l'obbligo morale di rappresentare la mia comunità. Zero merdate, zero falsità per voi che vi scrivete il freestyle fra hey, e poi andate alle battle con un cazzo di punchline in un linguaggio troppo sciatto. Combatto la falsità dove si attanaglia, come un black block combatte la sbirraglia. Troppa gente che raglia, ancora un po', fate il diss a Miss Italia. Non funziona, lo sai, voglio un po' di freestyle reale, autentico, rivendico ciò che ho imparato. Messaggio che ho portato e incarnato. L'hip hop non è morto, si è suicidato con il primo stronzo che si è svenduto e l'ha comprato. Coglione, se tu fai l'autoproduzione puoi dettare il prezzo, perché la libertà non ha prezzo, questo che apprezzo nei primi MC. Yo, va così, mi sa che i buoni tempi non ci sono dai tempi dei chic sul beat. Avete perso il significato del breakbeat. Nemmeno Curtis Blow può spiegarvi più i breaks. Mi fate cagare coi vostri record tape fatti a frammenti. Mi sa che menti, cultura, 4, no, 9 elementi. È meglio che t'aggiorni mentre t'ammazzi, parli di cazzi, figa come nei porni. Non mi imbarazzi, siete così fighetti che rincorrete i paparazzi. Non mi piace sta cosa, mi sembra che la scena è sotto dittatura del riflettore, invece che usare il riflettore come motore dell'integrazione. Hip hop, autocelebrazione, no autodistruzione. Elevo dalle strade cui provengo di campagna, troppa poca gente che si lagna. Siamo senza lavoro, senza opportunità, nessuno che parla più della realtà. Parlano con concetti e metafore astratte. Siete delle puttane sfruttate. Fammi deglutire a saliva, perché se no registro solo sputate. È bella lì, ci date degli hater, ma voi siete sucker come i sucker MC, dei Randy MC. Funziona così e non lo vorrei. La radio è impolverata, pure quella di LL Cool J. Come cazzo facciamo qua? È questione di stile. Ai nostri tempi volantini fotocopiati col ciclostile. Manco fosse una manifestazione, manifestazione di cultura, amore che aggrega le persone. Avete perso il gusto di divertirvi, vi siete persi, vi siete persi, vi siete persi e ve lo ripeto. Pure il più scrauso vi manda al tappeto, perché la gente che soffre si offre e non offre il culo, giuro. Fanculo chi non comprende, a chi si barrica dietro l'old school ragione e ha scambiato lo school per una religione. Mi sembra lo stesso un coglione. Yo, ed è così che non funziona, e l'ammetto. Tutti fanno gli old school, ma li hai visti? E poi leccano il culo al mainstream e fanno tutti maestri. Sta situazione a me sempre più mi reprime, anzi mi deprime. Non sono più incline a queste puttanate, lo ammetto. Giro col pantalone largo, non con quello stretto. Ma se devo dirla tutta, posso andare in giro anche in tuta, perché lo school andava in giro coi pantaloni aderenti. Adesso siete deludenti, fate schifo, e ve lo dico dal profondo del cuore. Non è questione di chi è più hardcore, è questione di chi rimane vero e tangibile, di chi rimane vero, più in alto di un dirigibile.
il sentiero lo vedo solamente dopo che l'ho percorso. Nessun rimorso, autentico come sempre, originale hip hop formato sampler. Yeah, parlo per ore, tu nemmeno sai fare freestyle sopra un beat, usare un campionatore e tagliare con il trim senza vedere la forma d'onda. Yeah, questa faccenda mi sfonda, amore per le cose che ho imparato. Continuo con la stessa verità in petto, portando rispetto a chi me l'ha insegnato. Yo, troppa gente si fa il viaggio, criticare la new school di passaggio. No, ti dicono fatti i cazzi tuoi e fai altro, vaffanculo, la merda puzza. Mi sono rotto i coglioni e la denuncio, e se ti becco per strada ti lincio. Yo, hey, originale DJ, lo sai perché? Perché in questa storia tutto parte dalla cultura giamaicana, altro che quella afroamericana. Un melting pop, sto cazzo di pop, e adesso la gente fa troppo razzismo superficiale, perché ogni argomento è troppo banale. Non c'è più stesura, non c'è più abilità, perché non c'è ricerca nell'ulteriore realtà. Yes, originale tubetta avvolto sempre dallo stesso stress, e freestyle senza sosta. Mi stai sui coglioni come uno che parcheggia in divieto di sosta nel posto degli handicappati. Siete così sfacciati, mi chiedo che cazzo, come cazzo è potuto andare così? Io parlo con me stesso come se voi foste qui. Yes, è il nemico immaginario che non c'è, combatto con la merda che sta pure dentro di me, e l'ammetto e te la offro, perché io nella merda non ci sguazzo, nella merda soffro e soffoco. Butto queste liriche così mi applico un po', torno lo stesso MC con la psiche fuori tutto il giorno. Niente, divago, posso saltellare su un beat break, su un piede solo come Zigo Zago. Riccio Scherri e il suo fantastico mondo. In fondo mi chiedo com'è che la gente non comprende che c'è un mondo al di là di quei 4 rapper che conoscete, al di là di quelle cazzo robe che ascoltate. C'è Wikipedia, ci sono 1000 strumenti, non vi adattate allo scorrere dei tempi, ok? Non voglio essere lo school che si fa i cazzi suoi, vorrei prendere il posto del commerciale, no, vorrei avere un posto, non nell'Olimpo, vedi tu un po', ma vorrei semplicemente mantenere il mio messaggio integro e lindo. E non mi interessa se qualcosa cresce, mi interessa se la mia mente si apre e riesce a comunicare al cuore, a farti pure ballare. Tutto questo per me hip hop è spettacolare, unisce, aggrega con un bel chi se ne frega a chi vuole sradicare questa congrega. È mega la situazione e non la distruggi, stai calmo ma dentro ruggi, ruggine sugli stessi ingranaggi, perché la gente si prende male perché non comanda più la scena come la comandava quando era in auge. Quando era in auge non mi tange, fanculo, rimango sempre reale. Guardo il PC per vedere quanto tempo ancora da registrare, e non c'ho tempo per le cazzate reali, rime autentiche voi che fate. Giocate con questa cultura, date il nome hip hop agli eventi, ma rappresentate solo uno dei 4 elementi. Anzi, non rappresentate un cazzo, solamente gli avanzi. L'andazzo è questo, 4 ragazze immagine, freestyle scritto sulle pagine. Ehi, questo non è reale, ci vuole la gente che ha il coraggio di denunciarlo, fra. Mi metto dalla parte di chi si rinnova, mi metto dalla parte di chi ci prova. Fanculo vecchia e nuova scuola, è reale scuola che si rinnova giorno per giorno, e lo sai. Ascolti le canzoni moderne tipo T.I. e c'hai i beat dell'808 della vecchia scuola. Che cazzo è vecchio, che cazzo è nuovo? Io ci provo a mettere un confine, con queste cazzo di rime si esprime questo MC con un flow malandato, perché io improvviso veramente mentre tu te lo sei preparato. Hey, questa è la diversità di intenti, questa è la diversità, frammenti che compongono un'unità, solamente per chi ne sa. Perché libero, solamente perché ancora libero. E l'hip hop è strumentalizzato quando sta nel centro sociale, è strumentalizzato quando sta sotto una multinazionale. Lo sai, D.I. do it yourself, yes. Yo, fai le cose da te stesso, perché tanto nessuno te la porta via. Yes, rimani te stesso che vuoi che sia.
Se poi c'hai soldi per svenderti, fallo lo stesso ma non arrenderti. Porta un buon messaggio qui, che la gente si sente più extraterrestre di E.T. Vola troppo alto, fanno i coglioni se non hanno abbastanza gente sotto il palco. Non cantano bene, che cazzo? O c'hai amore o la tua passione, oppure genuflettiti davanti a un altro dio. Cambia religione, la questione è questa, si imposta il real freestyle. Yo, hey! Ho voglia di essere me stesso, questa è la cosa che professo. È troppo semplice, lo sai, non scrivo le punchline, mi stan sui coglioni da anni ormai. Yo, il messaggio è semplice perché deve arrivare, perché mi devo comprendere io prima di dire un'altra rima. Yes, non sono il dio che scende dalla cantina, ma l'incontrario. In camera ho qualcosa che è straordinario. Apro la porta e via, spalanco i cancelli. L'hip hop è spirituale anche se nasce dai bordelli, perché è arte in trasformazione, capace di cambiare le persone, evolvere dal negativo al positivo. Ricorda Bambata, è la stessa scuola che si è rinnovata. Dalle spade black, originale DJ 2Bad, tutto proviene da lì, da una cazzo di gang. Evolviti nel flow, nello stile, nello slang. Tieni conto di ogni singolo elemento. Se non sai chi è il writer della tua comunità, se non sai chi è il migliore breaker della tua città, se non sai chi è che scratcha meglio, mi sa che devi rimanere più sveglio. Io parlo di pop, parlo di cultura, non parlo di rap. Non parlo di rapporti con gente che non comprende cos'è il boom bap. Yo, va bene tutto, ma quando qualcosa mi sta sui coglioni sbrocco di brutto. Intanto aspetto che la cosa si rinnovi, no, aspetto di avere dei beat più nuovi. Yo, hey, originale MC, giusto così a chiacchierare. Ripetizioni non ammesse, non ammesse, originale, liriche non complesse. L'arte sta nella semplicità. Yes, yes, yo, 1, 2, prova microfono fra. E se ti piace questa storia è così, ehi, ehi, originale come primi MC, Sugar Hill, Rappers Delight. Queste sono le liriche in freestyle. You get the fight, feel your right to party come i Beastie. Tu mi sa che non li hai mai visti, mi intristisci, perché non ti racconti, non ti prendi gli spunti, non ti confronti. E quindi a che cazzo serve? Underground come un verme, inerte a questa solerte sollecitazione. Sì, tutti bravi a fare gli MC, ma avete gli iscritti e non riuscite a rappare nemmeno dritti.